Bentrovati a questa nuova edizione della TG Wine, news ed eventi dal mondo del vino. In Italia è il Veneto la regione leader per la produzione di vino con 12 milioni di ettolitri. Segue la Puglia con 10,6, l'Emilia-Romagna 7,4 e la Sicilia con 4,3 milioni di ettolitri. In Emilia-Romagna è nato Vitires, il consorzio dei vitigni resistenti. Vitires vuole essere anche un percorso innovativo di sperimentazione e ricerca per tutelare i vitigni resistenti già presenti sul territorio. Il vino di ghiaccio da uve congelate conquista i ristoranti stellati di mezzo mondo. È prodotto dall'azienda Blacksta in Svezia, in uno dei vigneti più a nord del mondo, vicino Stoccolma, dal vitigno Vidal Blanc. Ladri ingegnosi a Fregene, in provincia di Roma. Costruiscono un ponticello rudimentale per attraversare il canale retrostante la ditta SAF, un'azienda di vendita all'ingrosso. Poi si introducono nel magazzino portando via casse di champagne, vini e prosecchi pregiati, ma anche bottiglie Magnum, cesti di Natale e persino dei giocattoli. Sull'accaduto indagano i carabinieri. E siamo giunti al momento del nostro partner Wine Go Shop, l'eccellenza dei sapori a portata di click. Facciamo entrare in studio la sommelier Sara Cappanna. Ben trovata Sara! Ciao Serena, ciao a tutti! Allora Sara, innanzitutto ricordiamo subito il numero gratuito del vostro personal sommelier 380 1875 585 e ricordiamo ai nostri followers che anche se non rispondono subito c'è la prenotazione di chiamata e verranno sicuramente richiamati perché stanno arrivando tantissime chiamate e quindi insomma bisogna trovare il tempo per rispondere a tutti, ma sicuramente verrete richiamati. Allora Sara, invece con te siamo arrivati praticamente a Natale, quindi alla vigilia, Sì, cominciamo dalla vigilia. Il nostro alberello di decanter che ci fa compagnia. Sempre. Sì, siamo arrivati alla vigilia e oggi volevamo consigliarvi insomma un vino per poter organizzare una bella cena il 24. Sicuramente un vino bianco. Sì, perché di solito si mangia pesce, sì. l'abbinamento adesso lo diciamo prima, non alla fine, come al solito. Esatto. Quindi un bel vino per un antipasto, sta benissimo con i crostacei e si tratta di Miradas della cantina Murales. Siamo ad Dove Olbia. siamo? Siamo in Ad Sardegna, Olbia, in vero? Sardegna, sì. Eccoci qui in Sardegna, ad Olbia, con Miradas, che è questo vermentino di Gallura di OCG, della cantina Murales. Miradas non nasce a caso, lo diciamo subito, ma nasce da un progetto nato assaggiando l'uva direttamente in vigneto durante la vendemmia. Infatti, trovando quest'uva così straordinaria, si è deciso di vinificare questo vermentino in purezza, quindi è un vermentino 100%. E dopo una spremitura soffice riposa per qualche settimana sui lieviti, prevista una lunga fermentazione a temperatura controllata prima di essere imbottigliato, quindi fa affinamento in acciaio e poi direttamente in bottiglia. Grado alcolico 13 gradi e mezzo, è un vino intenso, longevo, e alla vista è di colore giallo paglierino intenso. Al naso è fruttato, sicuramente parliamo di frutta gialla, quindi mela golden matura, ananas, banana, pera. Questo insomma al naso. In bocca è pieno, è notevole la persistenza, è un vino anche di grande equilibrio, finezza, insomma riscontriamo una grande eleganza in questo vino. E per quanto riguarda gli abbinamenti, lo dicevamo prima, va benissimo con degli antipasti di pesce, quindi lo potete utilizzare tranquillamente la sera della vigilia, con dei formaggi freschi, anche con le torte salate, ma si abbina, se non lo utilizzerete il 24 sera, anche con uova e carni bianche. Eh sì, perché è un bel vino, insomma, strutturato, quindi va bene, insomma, io lo consiglierei anche per tutta la cena della Per tutto il vigilia. periodo delle feste. Eh sì, beh, è un grande vino, guarda, facciamoli anche vedere, li salutiamo.
i titolari Piero Canopoli e Giuliana, che ci hanno ospitato, penso a maggio, giugno, insomma, nella loro splendida azienda, dove c'è anche un agriturismo, quindi camere, insomma, veramente un bel posto e anche comodo perché era vicinissimo all'aeroporto di Olbia, quindi insomma si arriva e, Quindi e si va. consigliamo di visitarla questa cantina, assolutamente. Esatto, e si va da Murales. Bene, allora, Sara, niente, noi ci vediamo giovedì prossimo e intanto auguri di buon Natale. Ma sì, intanto lasciamo lo spazio ai nostri follower per andare a curiosare sul sito di Wine Go Shop. Oltre a questa ci sono altre proposte. Noi intanto li salutiamo e facciamo gli auguri a tutti, veramente. Anche a te, Bene. auguri Serena. Grazie Sara, ciao ciao ciao. Ciao. E continuiamo con gli appuntamenti. Iniziamo dal 24 dicembre, dalle 8:30 di mattina, gara nazionale del campionato ciclocross tra le vigne di Tenuta Antonini. Siamo ad Ancarano in provincia di Teramo. Il 26 dicembre, Santo Stefano, invece c'è il Rose Christmas Party con DJ set a Podere dei Fogli. Siamo a Polpenazze del Garda in provincia di Brescia. E finiamo con un'idea per i vostri regali di Natale: il corso online di avvicinamento al vino, 3 incontri a partire da gennaio. Per info e prenotazioni potete sentire l'associazione Vino in Fieri. Bene, con questo è tutto, grazie per essere stati con noi, mi raccomando un like e una condivisione e buon Natale a tutti. Cheers!